Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. A te la linea. Buongiorno a tutti. Sono Claudio Lipodio e faccio parte di questo bellissimo progetto, bellissimo, fantastico progetto che da tanti anni, insieme anche con altre associazioni, con altre esperienze che abbiamo avuto, ma quella dell'umanitaria è un'esperienza bella, anche se io, come ho detto molte volte, non riesco più a essere presente fisicamente come mi piacerebbe, come mi piaceva molto. Io sono uno molto pratico, quindi la presenza fisica, il lavoro fisico, la missione, queste cose erano molto interessanti. Oggi collaboro, do questo piccolo, grande aiuto, non lo so, questo aiuto qui in radio, e dove posso dare qualche contatto e qualche altro supporto lo faccio molto volentieri. È iniziato l'anno e so che sono stati inviati, come tutti gli anni, a tutti i benefattori, a tutte le persone che hanno in qualche modo dato un supporto all'associazione. Sono arrivata la consueta lettera, cartolina di auguri, con un messaggio interessante, un messaggio importante. Non lo leggo interamente perché non mi piace, mi piace più essere spontaneo della cosa, ma so che questo messaggio ha toccato molti, ha fatto pensare, perché è un messaggio che parla in modo molto chiaro, dice in modo molto chiaro che l'associazione, dopo il periodo pandemico soprattutto, ma non solo l'associazione, un po' tutto il mondo ha vissuto un cambiamento importante. Il cambiamento importante è stato purtroppo nel vedere un po' affievolirsi quella che era ed è la benzina della nostra associazione, quindi le donazioni, e hanno creato ovviamente nel tempo un ritardo sui progetti, non una cancellazione di progetti a cui stavamo portando supporto e aiuto, ma anche ma soprattutto al rallentamento, quindi di queste cose. Quindi magari un aiuto che si voleva far durare 6 mesi, un anno, durava magari 2 anni, 1 anno e mezzo, perché era mancata, magari, che so io, la rata promessa per l'acquisto di un pulmino per un paese dove si voleva dare questo pulmino per far andare i ragazzi a scuola più agevolmente, senza fargli fare magari 10 chilometri o più a piedi, perché ci sono realtà veramente, oggi si potrebbe dire da film, perché sembra quasi che tutto, siccome è diventato troppo mediatico, tutto è diventato finto. Infatti vediamo alcune azioni che non hanno senso, alcune cose che fanno anche i nostri ragazzi che non hanno molto senso, perché abituati a vederle nei videogiochi o nei film. Noi nei film siamo abituati a etichettare alcuni paesi come paesi poveri, paesi in modo semplice, semplicemente. Là sono poveri, quindi va bene così. Sono là, sono lontani, non è che sono sotto casa mia, non li vedo. So che ci sono, ma sono là in fondo, quindi che ci importa? Cosa ci importa se ci arriva la segnalazione tempo fa che c'era l'opportunità di salvare dei bambini dalla schiavitù? Esiste ancora, e quindi l'associazione ha pagato il riscatto, quindi si è di fatto, brutto da dire così, ma comprata la libertà di questi bambini, che ora possono studiare. Questo l'hanno fatto è successo grazie ai contatti, ovviamente, che Sara e l'associazione hanno in alcuni luoghi del mondo, e ovviamente l'aiuto del 5 per 1000, l'aiuto dei nostri
dei nostri benefattori, delle persone che danno quel grande o piccolo aiuto, che l'aiuto è sempre grande, economico, che ci permette di programmare, progettare l'aiuto a qualcuno. In questi giorni stanno uscendo alcuni video, alcune interviste, che ce n'è uno anche abbastanza sconvolgente, dove proprio viene dichiarato apertamente che i cristiani sono i pacificatori nel mondo, per questo motivo vengono perseguitati in molti paesi, dal Pakistan alla Corea del Nord, alcuni paesi africani. Vengono martirizzati, uccisi, le figlie, le bambine vengono magari violentate per poi essere convertite e date a chi le ha violentate come moglie. Quindi ci sono alcune cose che fanno male, sono brutte da vedere. Una volta anch'io, e io avendo girato molto il mondo, ho imparato nel tempo, sin da giovane, dai 20 anni, 22 anni, quando ho cominciato ad andare in giro per lavoro, a rispettare le tradizioni altrui. Quindi io non andavo in un altro paese con la convinzione di essere superiore, quindi facevo quello che volevo. Prima di andare in quel luogo, anche se andavo a lavorare magari in una raffineria o in uno stabilimento, quindi uscivo pochissimo dal posto dove andavo a lavorare, perché molte volte sono posti attrezzati, sono posti con gli alloggi all'interno dello stabilimento, quindi tu veramente atterravi con l'aereo, con la macchina ti portavano dentro la fabbrica, finivi il lavoro, ti riportavano in aeroporto e te ne andavi, e non vedevi nulla intorno. Alcune volte invece è capitato di poter girare, di poter attaccare magari un fine settimana e godersi un po' il posto, e andarci con la testa giusta, ti permette di godertelo anche meglio. La tradizione è importante, mantenere le tradizioni dei posti, non quando sono questo tipo di violenze, non quando arrivano a questo punto. A questo punto ci sono quelli che sono definiti in queste interviste alcuni pacificatori, alcune persone che decidono di avere come missione quella di aiutare i cristiani nel mondo, e tramite collegamenti con noi riusciamo a fare grandi opere, grandi cose. Riusciamo a dare veramente aiuti importanti. Questo non vuol dire che non abbiamo sott'occhio e non teniamo contatto diretto con il territorio, quindi che anzi abbiamo costantemente aiuti differenti, come è capitato di andare nei luoghi terremotati, come è capitato di andare nei luoghi vicini a noi, alluvionati, a portare supporto, aiuto che poi continua nel tempo. Periodicamente si tiene il contatto aperto per vedere se ci sono altre necessità. Quindi lavorare, nonostante siamo apparentemente molto piccoli, ma non è proprio così, può sembrare, riusciamo a fare veramente grandi cose perché abbiamo fatto l'esperienza che ci permette di pianificare nel modo giusto, muoverci con i contatti giusti, muoverci nei canali diretti, quindi ottimizzando quello che è anche il fattore economico. Ci sono associazioni internazionali che utilizzano fino al 70-80% dei fondi per mantenere se stessi, e il rimanente va realmente alle missioni. Noi abbiamo più che invertito questa tendenza. Noi abbiamo un ufficio meraviglioso che lavora, abbiamo dei volontari che sono volontari veri, abbiamo certo delle spese anche noi, ma sono irrisorie nel bilancio dell'associazione, toccano veramente percentuali basse, invertite in merito, se andiamo a confrontarlo con altri
con altre associazioni, ONG o chiamatele come volete, internazionali, magari usassero il nostro metro, il nostro metodo, magari si potesse fare questo tipo di azione fatta come la facciamo noi. Riusciamo a fare grandi cose e il messaggio che è stato inserito in questa lettera in questa cartolina di auguri spiegava molto chiaramente che, anzi suonava un po' il campanello, okay, dicendo: "Ragazzi sì, stiamo facendo tante cose belle, abbiamo realizzato, siamo riusciti a chiudere anche il 2024 con gli obiettivi conclusi, alcuni all'ultimo secondo o alcuni i primi giorni dell'anno, ma comunque chiusi in quello che è il bilancio 2024, ma con fatica perché purtroppo ci stiamo, e qui parlo a livello globale, ci stiamo raffreddando e questo non deve succedere. Questo non deve succedere perché è pericoloso. Se smettiamo di aiutarci, prima o poi la ruota gira per tutti, prima o poi avremo anche noi bisogno di un aiuto e se nessuno guarda oltre se stessi, oltre se stesso, il giorno che tocca a me, dove vado? Ma questo non lo si fa, non lo dico perché devo fare qualcosa pensando in modo egoistico, no? Lo faccio perché così quando ho bisogno io mi aiutano. Non è questo il senso. Il senso è molto più, è una cosa molto più ampia. Se tutti riusciamo a donare, a darci una mano, a dare supporto, molte volte non ci costa niente. Cos'è? Un caffè al giorno? O anche meno magari. Decidiamo di dare ogni mese qualcosa, che siano i 10 €, che siano i 50 €, che sia qualcosa di più per chi può farlo. È importante. Abbiamo anche una telefonata sotto. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, mi chiamo Adriana, caro. È già da un po' che volevo partecipare a questa trasmissione, è vero, molto probabilmente ci siamo raffreddati, però mi permetto di dire, e Sì. questa è la mia opinione, gli altri avranno altri pareri, altri problemi. Sai, io per esempio sono nata in Somalia, sono rientrata quando avevo 5 anni. Diciamo che dagli anni 50 in avanti io non ho visto un miglioramento nell'Africa. Per cui uno dice, sì, va bene, io ti aiuto, però voglio anche vedere qualche risultato. E mi permetto di dire, è vero, voi fate un'opera, io vi ho aiutato in qualche occasione, fate senz'altro un'opera meritoria, fuori discussione, però c'è anche da dire una cosa, che noi ormai ne stiamo aiutando anche tanti qua, Cioè, rendiamoci conto che noi è un continuo aiutare questa gente, perché noi ormai li stiamo mantenendo. Io abito a Rho e sto vedendo che la mia cittadina sta cambiando veramente fisionomia e di conseguenza, sai, è un po' duro mantenere sempre la buona volontà dell'aiuto. Io lo so che avete bisogno di aiuto, però ragazzi, ne stiamo dando tanto, già, qua, ne stiamo già dando tanto. Scusa, mi sono permesso di dare questo mio punto di vista. Ma ci mancherebbe altro. Grazie, conosco molto bene Ro, ho lavorato a Mazzo, quindi nella parte figurati, per industriale cui per tanti sai anni. benissimo la Ci realtà, chiamerò la settimana conoscerai benissimo prossima. la Quindi realtà. conosco molto bene quella realtà e le speranze che aveva intanto grazie all'ascoltatrice, non attendiamo magari per non farli spendere soldi. Sì, Ro, quell'area esterna di Milano ha vissuto con il sogno dell'Expo, doveva esserci un grande miglioramento, ora c'è il nuovo ospedale, c'è Mind che sembra che dovrà essere qualcosa di fenomenale, ma è sempre un sembra, forse arriverà,
poi intorno più o meno muore tutto, perché funziona così. C'è un grosso problema, sì, sul degrado, che sta aumentando il degrado in RO, come anche in altri luoghi, ma questo non ci deve scoraggiare. Parlava giustamente li aiutiamo dagli anni 50, ma non vediamo niente. Qui le chiedo di fare una cosa, se può. Vada sul sito internet dell'associazione umanitaria padana.net e lì può vedere l'elenco completo di tutti i luoghi, di tutte le missioni e nei bilanci e negli iscritti ogni singolo centesimo dove è stato destinato, con tanto di fotografie, con tanto di edifici costruiti e il resto. E capisco quando c'è questo messaggio suo ed è proprio legato a quello che dicevo prima. Sono tanti anni che usiamo associazioni internazionali per dare aiuti e vediamo che là non cambia niente, si continua a foraggiare là, ma sembra quasi che ci sia una macchina che mangia soldi e la gente rimane povera, perché se la gente là, lo pensai anch'io questo, no? Se là non ci sono più i poveri, smettiamo di aiutare. Quindi è meglio che là ci siano sempre i poveri, così si continua a mandare soldi, no? Si continuano a mandare fondi e qualcuno si arricchisce. Nel nostro caso non è così. È proprio per quello che suono anch'io la campanella che era scritta in quel messaggio nella cartolina di auguri, proprio perché noi ve lo stiamo dimostrando che quello che facciamo lo facciamo davvero. Noi abbiamo davvero in questo anno 2024 liberato dei ragazzi, liberato dei bambini, liberato dei figli, ok? L'abbiamo fatto davvero. Quei figli, quei bambini sono liberi adesso. Abbiamo pagato la loro libertà per fare in modo che possano studiare, che possano, come è successo in altri ambiti, con delle ragazze che gli sono stati donati gli studi, i finanziamenti per fare studiare, che adesso sono avvocati, sono dottori, sono persone che lavorano per migliorare il loro paese, perché hanno capito che il cambiamento arriva da là, non trasferendosi di qua, perché non possiamo portare qua 2 miliardi di persone in Italia. Come stanno dicendo, l'immigrazione, alcuni continuano ancora con la cosa che l'immigrazione è necessaria perché chi ci pagherà le pensioni. Poi ci accorgiamo che invece le casse dello Stato vanno in basso, vanno sempre più in deficit perché stiamo pagando degli aiuti a persone che non stanno pagando nulla e non pagheranno mai nulla e magari non sono più neanche qui, vengono qui, fanno le carte e tornano al loro paese e gli mandiamo i sussidi finché ci accorgiamo che glieli stiamo dando a vuoto. Poi vagli a riprendere, se riesci. Ma questo è un altro discorso, un discorso legato alla politica, legato all'organizzazione governativa, all'Europa e altro. Non è il mio mestiere quello. Posso essere molto critico su quello che vedo, ma cerco di fare altro, cerco di essere ottimista, di fare cose più utili, come in questo caso, dedicare un po' di tempo importante del sabato per per farvi questa richiesta. Anche lei, signora, visto che lei ha già dato un aiuto, vada a vedere dove è andato a finire il suo aiuto. E dirà: io l'aiuto l'ho dato in quell'anno lì, in quel periodo lì, per quel progetto, perché sapete che nella nostra etica c'è anche che se una persona fa un bonifico o un bollettino e dice io voglio che questi 50 euro che sto dando, 100 euro che sto dando, vengano destinati a riscatto dei bambini che abbiamo appena fatto, oppure agli aiuti per Emilia Romagna, sto facendo degli esempi, o all'aiuto per la missione X. No, missione X sembra quasi qualcosa che deve andare nello spazio con Musk. No, con la missione Y, ok? E sì, un minuto, già finita la trasmissione. Wow, volata, volata, volata. Quindi potete anche decidere quale aiuto dare e state certi che quello che voi dite per noi è legge, perché il vostro aiuto va esattamente in quel contenitore.
in quel contesto. Oppure è generico, quindi so che fate del bene, sapete come usare questa mia donazione, fatemi sapere. E poi nei resoconti lo trovate cosa stiamo facendo. Signora, anche per l'ufficio, glielo chiedo così, anche per l'ufficio, per dimostrare che il rompiballe Claudio, quando parla in radio, porta una donazione, fatelo, chiamate, mandate un messaggio in ufficio dicendo: non mi ha proprio convinto quel ragazzo lì, non mi ha proprio convinto, però vediamo un po' se c'ha ragione. Aspettiamo veramente. Sul sito umanitariapadana.net c'è un tasto in alto a destra con scritto dona ora. Non preoccupatevi, schiacciando lì non è che parte una donazione automatica. Si apre una finestra che vi spiega in modo molto semplice, molto dettagliato, quanti modi avete per fare la donazione. 2 IBAN bancari, quindi potete fare 2 bonifici istantanei, adesso arrivano istantaneamente, quindi lo potrebbero vedere già lunedì la vostra donazione, se la fate oggi. C'è il conto corrente postale, c'è il 5 per 1000, mi raccomando. Ci sono tanti modi, il 5 per 1000 non vi costa neanche niente, tra l'altro. È una piccola percentuale sulle vostre tasse, quindi sulle tasse che paghiamo tutti. E dateci una mano. Dimostriamo che siamo differenti dal resto. Ma per poterlo fare, dobbiamo fare qualcosa di diverso dal resto. Quindi tornate a darci una mano e noi saremo ben felici e onorati di poter dire siamo diversi da altri e continuiamo a esserlo con orgoglio. A presto, alla prossima.